C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, bentrovati a tutti. In apertura di puntata oggi vi proponiamo una curiosa e preziosa opera conservata nel Museo Diocesano della nostra città. Il manoscritto, datato 25 marzo 1523, contiene il testo in volgare dello Statuto della Confraternita dei Santi Antonio Abate, Faustino e Giovita di Memmo di Collio. Di scuola bresciana è ornato da 2 miniature a piena pagina, la crocifissione alla presenza di Maria, San Sebastiano e San Rocco che pregano in ginocchio e i santi a cui la confraternita è dedicata con le tentazioni di Sant'Antonio Abate in un paesaggio montuoso. Lo stile miniaturistico, particolarmente attento ai dettagli, dilata scene ed emozioni. Il modo di dire di oggi vi confesso che un po' mi diverte, lo trovo alquanto simpatico. Sentiamo che è la vostra opinione. Somia giù che liga le ic con le salsese. Quindi vediamo se di viti e di salsicce a Venezia ne abbiamo trovate. Giovanni di Varese con alle spalle la Basilica di San Marco. Allora Gio, ripetiamo un po', tu sei cuoco, vero? Sì, sono un cuoco. Ma che diranno a Brescia o a Varese? Tu sei varesino, metti che a Varese si prenda Teletutto. Adesso il canale 16 non arriva proprio a Varese, però è molto seguito. E chi possiamo salutare? Che amicizia hai a Varese o nella tua città, la città di Varese o paese? Paese? Mia mamma e mia nonna. Ah beh, Diciamo, la nonna. loro, la famiglia in generale, ecco. Va tenuta stretta, bene. Senti, proviamo a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano, vai Gio. Somia giù che liga le ic con le salsese. 7 meno, bravo. Sicuramente i piatti ti escono meglio rispetto al dialetto, ma va bene così, Speriamo. è questo il nostro gioco. Hai capito qualche parola? A che fare liga sarà un legare. Liga e legare, sì, liga e salsese, dai, non è difficile. Salsicce. Ti piacciono le salsicce? Assolutamente. Sì, si usa nella cucina tua le salsicce? Sì, assolutamente. Dai, una ricetta. Molto più a Milano, però sì. La signora Mina, carpita qui in piazza San Marco, Irpina però, vero? Irpina, sì. Ci stava raccontando delle bellezze turistiche e anche del percorsi enogastronomici che quella bella terra tua ci può riservare. Sì, assolutamente, e vi invito a visitarli, come invito anche tutti i vostri telespettatori. Ci invita Mina, io mi prenoto, mi metto in prima fila. Assolutamente sì. Allora, senti Mina, intanto c'è un piccolo compito simpatico, il nostro gioco del dialetto. Somia giù che liga le ic con le salsese. Sì, questo è Itch da noi. Ic. Hai capito qualcosa, Mina? Te ic cosa sarebbe? Queste sono le viti, la pianta della vite. Salsese sono le salsicce. Salsicce, lì c'ero arrivata. C'è il mia, che da noi è la negazione. Mia vuol dire non, pensa. Sarebbe. Sì. Non sono uno che... Mica uno che lega le viti con le salsicce. Sì, per dire, questa è simpatica. Quando io l'ho letta mi ha fatto davvero divertire. Che potrebbe essere, non sono mica uno che fa le cose a casaccio, potrebbe essere. In realtà è uno benestante che si può permettere di sprecare le salsicce. Vabbè, questo insomma è anche un po' articolato. Va bene, tante cose belle, grazie. Arrivederci a voi, e se venite in Irpinia sarete benvenuti, la nostra proverbiale accoglienza sarà anche per voi. L'abbiamo sperimentata adesso. Grazie mille, da San Marco è tutto, arrivederci. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.